È partito il conto alla rovescia per il ritorno a scuola degli studenti degli istituti superiori che seguono le lezioni a distanza dal 26 ottobre. L'8 gennaio prossimo rientrerà in aula almeno il 50% degli alunni, come previsto dal governo. I presidi sono di nuovo al lavoro: sanificazione dei locali, rispetto del distanziamento in base alla capienza delle aule, doppio orario di ingresso e uscita e soprattutto alunni a turno, metà in presenza, metà a casa, con la didattica integrata per ogni classe o intere classi in presenza e altre a distanza, sempre a turno. Le riunioni in prefettura sono andate avanti nei primi di dicembre per risolvere i nodi dei trasporti urbani ed extraurbani per gli studenti pendolari. Passi indispensabili per arrivare gradualmente al 75% di studenti in presenza dal 15 gennaio in poi. Ma su tutto pesa la grande incognita del trend dei contagi. Lavoriamo per tornare in presenza, ma si naviga a vista. Ogni giorno le cose possono cambiare e si ricomincia da capo, dicono i presidi. I dirigenti scolastici stanno riorganizzando la didattica per garantire la presenza almeno del 50% degli alunni. Alcune scuole ripartiranno l'8 gennaio, ma tante altre slitteranno all'11 per avere qualche giorno in più di tempo. Didattica integrata significa che ogni scuola deve essere dotata di una rete internet talmente potente da garantire la connessione contemporanea di metà di ogni classe da casa. Tanti istituti hanno investito risorse ingenti per essere pronti, attingendo a tutti i bandi disponibili, ma a volte non basta. Il collegamento salta, i ragazzi a casa non riescono a interagire con i compagni e i professori.